forte è quella di aver partecipato dall'inizio in un'esperienza politica con la raccolta delle firme, e credo che tutti gli altri movimenti che si siano prestati a questa esperienza sappiano e conoscano la difficoltà che un movimento appena nato ha quando deve presentarsi, quindi sostenere tutta una pesantezza burocratica, presentare le firme, e sostanzialmente poi si viene censurati dal sistema e dallo Stato italiano che appronta questo sistema apposta per non lasciare spazio a nessun'altra voce. Comunque, al di là di questo, ci siamo presentati e abbiamo cercato di far sentire la nostra voce con molta difficoltà, perché poi è un problema anche nei confronti della stampa. Partito magari nuovo, piccolo, non ha neanche la possibilità, i media ci hanno completamente censurato, nei dibattiti televisivi abbiamo faticato per fare parlare il nostro rappresentante e quindi poi non arrivi al popolo. Per contro abbiamo avuto anche molta soddisfazione andando nelle piazze, parlando con la gente, fermandoli e sentendo che quello che noi cercavamo di proporre veniva accolto con entusiasmo, quindi questo ci ha dato anche tanta forza per riuscire ad andare avanti. E, sempre per portare l'esperienza che stiamo sostenendo in questi anni, è un percorso un po' particolare di Venezia per l'autogoverno come movimento politico, perché abbiamo deciso di intraprendere una strada finora mai intrapresa per la tutela del popolo veneto, che è quella di costringere lo Stato italiano a darci una risposta sui tribunali, a livello proprio di magistratura. Ci siamo presentati l'anno successivo, nel 2010, alle elezioni regionali. Ovviamente per presentarsi alle elezioni regionali abbiamo avuto delle difficoltà nella presentazione delle firme e non siamo stati ammessi, però contro questo sistema noi ci siamo opposti, abbiamo fatto ricorso in tutte le sedi competenti, in tutte le circoscrizioni elettorali competenti, e per riassumervi un percorso lungo e burocratico e anche un po' pesante, posso dirvi che siamo arrivati fino al TAR. E al TAR, cosa importante che mi preme anche comunicarvi, è che abbiamo chiesto che lo Stato italiano si pronunciasse per la prima volta su quelli che sono i concetti fondamentali del popolo veneto, del diritto di autogoverno e del diritto di autodeterminazione, partendo quindi da un'esigenza, diciamo, di visibilità elettorale, però per arrivare a questo. E il TAR ci ha dato anche una risposta, devo dire, sconvolgente, perché insomma fa capire bene come si pone poi alla fine lo Stato italiano anche su quelle che poi sono norme che deve rispettare a livello internazionale e che l'Italia ha firmato e ratificato. E il TAR praticamente è sollecitato sulla questione dell'esistenza del popolo veneto, così come è configurato nello Statuto della Regione Veneto, nella legge 340 del 71, che molti venetisti conoscono e che è alla base di quello che è il concetto di autogoverno. Ha semplicemente risposto che il popolo veneto non esiste, e questa è una pronuncia del TAR, di una magistratura, che per noi è sconvolgente, perché dovrebbe rispettare perlomeno le norme internazionali che essa stesso, lo Stato italiano, ratifica, per cui non lo fa. E con questo vorrebbe cancellare più di un millennio di storia e di cultura, e così creando un'assimilazione forzata, perché noi dobbiamo soltanto essere italiani, non possiamo essere niente, possiamo soltanto risiedere nel territorio dello Stato veneto pagandoci le tasse e basta. Comunque la buona notizia è che noi stiamo continuando, non ci siamo fermati al TAR, abbiamo continuato in tutte le sedi giudiziarie, al Consiglio di Stato, che ha confermato sostanzialmente il TAR, questo era abbastanza ovvio, però ci siamo battuti, abbiamo continuato il nostro percorso
e siamo andati fino alla Suprema Corte a Roma, alla Corte di Cassazione, e abbiamo sollecitato anche lì lo Stato italiano a doversi pronunciare sull'interpretazione di alcune norme, delle norme dello Statuto della Regione Veneto, della risoluzione 42 del 98, che sono sempre i nostri fondamenti, e oltretutto su una riforma del sistema elettorale che consenta perlomeno a dare voce a popolazioni, se dobbiamo sopportare uno Stato italiano, popolazioni che però hanno una storia diversa come quella del popolo veneto. Fondamentalmente è successo questo, anche qui ci siamo, posso dire, un po' divertiti nel vedere come risponde lo Stato italiano. Lo Stato italiano si doveva presentare, rappresentato dal Ministero dell'Interno, che in quel periodo era Baroni, si è presentato all'ultimo momento e faccio presente tra l'altro che la Corte di Cassazione si è pronunciata a sezioni unite. Sezioni unite vuol dire che quando pronuncia dà un'importanza particolare alla questione, e quindi ci aspettavamo perlomeno che su alcuni concetti ci potesse essere data l'occasione che ci si soffermasse perlomeno a rispondere qualcosa. Invece è andata così, che a sezioni unite ha dichiarato in maniera molto veloce l'inammissibilità del procedimento, purché io adesso non sto a riassumere tutti i gradi, gli stadi che si susseguono quando si presenta una causa in Corte di Cassazione, ma quando c'è una fase preliminare in cui già si sa se il ricorso può essere presentato oppure no. Quindi quando una volta è presentato scomodiamo i giudici a sezioni unite, perlomeno qualcosa ci diranno. E invece anche qui lo Stato italiano ha dimostrato forse il proprio carattere, direi io a questo punto, perché io non so, mi sarei aspettata almeno una pronuncia un po' più consistente, invece ha liquidato la questione dicendo che il procedimento era inammissibile. Una cosa magari che voglio comunque dirvi, all'interno di quello che noi abbiamo chiesto avevamo anche presentato una questione pregiudiziale, perché pochi mesi prima, nel 2011, attraverso un decreto taglialeggi si era anche annullato, per così dire, un decreto regio che penso che molti venetisti conoscano, che è quello di annessione della provincia di Venezia e di Mantova del 1866, decreto di annessione di queste province allo Stato italiano, e con una manovra, un decreto legge, questo è stato tagliato. Quindi avevamo chiesto: ma allora cosa avete fatto, cosa succede? Siamo ancora in questo territorio Stato italiano oppure no? Mi sembrava che fosse importante avere una risposta, ma si vede che lo Stato italiano non vuole, o almeno ha paura a dover dare una risposta in merito a questo. Questa è stata l'esperienza che ha avuto per quanto riguarda il percorso giuridico all'interno dello Stato italiano. Questa era una strada che finora non era mai stata percorsa da nessuna e che ha del qualcosa di eccezionale per il fatto solo che voi conoscete, chi ha avuto a che fare magari con qualche piccola rogna giudiziaria, dei tempi e delle lungaggini che ci sono per poter avere giustizia anche nelle piccole cose. Ha dell'eccezionale perché se pensate che abbiamo cominciato nel 2010 con tutti i nostri ricorsi, ad oggi è passato anche un tempo molto breve per avere delle risposte, a parte magari il contenuto delle stesse, però c'è qualcosa di eccezionale in base a questo che ci ha spinto ad andare ancora una volta oltre. Infatti vogliamo continuare e abbiamo continuato e abbiamo chiesto non più questa volta allo Stato italiano, ma a qualcosa di ancora al di là, e che è la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, che si pronunci sul comportamento dell'Italia, che sta attuando in tutti questi fatti, che non rispetta le norme internazionali, le norme di diritto internazionali. E ve ne cito una molto importante
quadro delle minoranze nazionali che l'Italia ha ratificato e che quindi dovrebbe rispettare e che quindi dovrebbe anche applicare al popolo veneto, quali noi possiamo chiederlo, è nostra facoltà, perché siamo un popolo che ha una propria storia, una propria cultura e ha una propria lingua. E quindi chiediamo, abbiamo presentato ricorso e chiediamo all'Europa che si pronunci su questo comportamento dello Stato italiano che continua a discriminare, a procurare un'assimilazione forzata e a vivere comunque nell'illegalità di quelli che sono le norme, i trattati internazionali. Adesso forse questo ricorso sarà un po' più lungo perché il procedimento stesso richiede vari stadi, però credo che sia importante essere arrivati anche a chiedere alle autorità sopra l'Italia che prendano atto che anche in Italia esiste questa situazione di discriminazione, quando poi magari ci preoccupiamo che i diritti dell'uomo non vengano rispettati anche per popolazioni lontane da noi. E io mi auguro e sono fiduciosa che finalmente avremo delle risposte e che finalmente lo Stato italiano dovrà smetterla di depredare il nostro territorio e di far finta che non esistiamo, perché siamo un popolo, come ho detto prima, che ha una storia molto lunga, che ha una storia di millenni e che sta alzando la testa e che è un popolo che ama il proprio territorio. Un minuto. E non vuole più, ho concluso, grazie, e non vuole più continuare ad ignorare se stesso e la propria storia. Grazie per l'attenzione.